Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre con le notizie e gli aggiornamenti. Saremo in Veneto, ma non solo, perché evidentemente anche il Veneto sta portando il proprio aiuto in Romagna. Un'alluvione è in corso, piove da ieri, le scuole sono chiuse in Romagna, la circolazione dei treni sospesa. La notizia, questo ad esempio è il Corriere della Sera, la notizia evidentemente battuta da tutti i quotidiani. Allerta in Emilia Romagna, l'alluvione, l'emergenza maltempo, treni sospesi, zone isolate, parliamo di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, centinaia gli sfollati dopo le evacuazioni. A Cesenatico ha aperto il mini Mose. Perché parliamo di questo? Anche perché dal Veneto stanno partendo, sono già partiti diverse squadre di vigili del fuoco per portare il loro aiuto ai comuni vicini. A testimoniarcelo c'è in apertura il nostro Lucio Zanato, che si trova proprio al comando provinciale di Treviso. Lucio, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, mi trovo al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, sono con il vicecomandante Giuseppe Quinto. Quali sono le notizie? Voi siete già partiti, addirittura siete già partiti nella notte, che notizie da là? Sì, noi abbiamo avuto un allertamento già dal pomeriggio di ieri e siamo partiti questa notte intorno alla mezzanotte e sono partiti in particolare dalla Regione Veneto 3 moduli operativi standard, diciamo tarati per il soccorso acquatico, composti ognuno da 9 persone, quindi siamo un totale di 27 persone da tutta la regione, quindi provenienti da tutti i comandi della regione, compreso Treviso, con 5 unità che si sono portate nelle aree interessate da questo ennesimo evento atmosferico che ha interessato la regione Emilia-Romagna. In particolare in questo momento si trovano a Forlì, almeno la squadra di Treviso si trova in questo momento a Forlì, sta effettuando delle operazioni di salvataggio. Questa mattina ho sentito poco fa il collega, il caposquadra che sta sul posto, hanno effettuato una serie di salvataggi che consistono sostanzialmente nel trasbordare le persone dalle case sulle strade allagate con delle imbarcazioni, con dei gommoni. Ecco, alle nostre spalle tra l'altro abbiamo un altro mezzo anfibio, voi siete già pronti per un eventuale rinforzo? Esatto, questo è un mezzo appunto anfibio in grado di operare sia sulla terraferma e contemporaneamente anche sull'acqua, che teniamo, come vedete qui, pronto a partire nel caso in cui dovesse essere richiesta la sua necessità sul territorio. In questo momento le condizioni sembrerebbero andare verso il meglio. Mi diceva il collega, in particolare lì dove stanno lavorando loro, il livello dell'acqua si è abbassato, per cui adesso le operazioni consistono nel evacuare gli scantinati e quindi togliere l'acqua dai piani interrati. Comunque voi rimarrete lì finché sarà bisogno, tanto è vero che adesso, Anna, sentiamo il contributo, perché oggi avete avuto un'importante visita, avete avuto il comandante del corpo dei Vigili del Fuoco e anche il sottosegretario all'interno, ma sentiamo il capo del corpo dei Vigili del Fuoco cosa ha detto appunto a proposito dell'intervento veneto in Emilia Romagna. Una giornata difficile oggi per il corpo. Sì, sicuramente, purtroppo oggi la scaletta, insomma la nostra visita qui subirà una modifica perché vogliamo a Foggia, perché ci saranno le esequie del nostro collega che tragicamente nell'adempimento del dovere ha perso la vita. Già oggi Treviso è partita per andare in Emilia Romagna a Forlì Cesena per prestare il proprio aiuto a quelle popolazioni colpite dal maltempo. Ecco appunto un impegno importante quello dei Vigili del Fuoco in questo momento, soprattutto in Emilia Romagna. Sì, da ieri siamo in prima linea, purtroppo le zone sono quelle colpite per la terza volta nel giro di 1 anno e mezzo, ma noi ci siamo e fino a quando ci sarà una necessità rimaniamo sul territorio.
Ecco, questo dunque il comandante, il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Carlo Dell'Oppio, tra l'altro ricordando Antonio Cicorelli che purtroppo a Foggia ha perso la vita. Questo a dimostrare che voi siete, come dire, altruisti fino all'ultimo. Sì, purtroppo il collega a Foggia ha perso la vita proprio in occasione di un evento atmosferico che si è verificato lì, una bomba d'acqua improvvisa, e il collega durante le operazioni di rientro in sede sull'autovettura VF si è trovato travolto da una piena improvvisa su un fiume, e la macchina è stata sbalzata dall'acqua, è stata trascinata, è stata capovolta e purtroppo il collega ha perso la vita. Ecco, voi vi state attrezzando con anche corsi di formazione proprio per questo cambiamento climatico, perché diciamocelo, voi una settimana fa eravate a Nervesa con una situazione non dico uguale ma molto simile. Sì, purtroppo eventi di questo tipo si stanno verificando sempre più spesso e quindi c'è la necessità di specializzare il personale soccorritore su questo tipo di interventi, perché sono interventi particolari che necessitano di attrezzature, di equipaggiamenti particolari per i quali è necessaria la formazione, che è un modo per salvaguardare noi stessi e per fare in modo che l'intervento sortisca l'effetto più favorevole possibile. E quindi questa attività di formazione continua e la facciamo, l'abbiamo fatta, la faremo. Va detto, voi siete vigili del fuoco, ma in questi ultimi periodi bisogna essere più vigili con l'acqua. Detto questo, sentiamo invece il contributo, l'intervista che ci ha rilasciato il sottosegretario all'interno Emanuele Prisco proprio sull'intervento del governo a sostegno del Corpo dei Vigili del Fuoco a livello nazionale, quindi l'implementazione per la sicurezza di tutti noi cittadini, e poi linea a te, Anna. Investimento da parte del governo per questo corpo, anche in virtù di quello che sta accadendo in tutta Italia, cioè con i cambiamenti climatici, quello che sta accadendo. Il governo ha fatto una scelta dal suo avvio di cambio di passo per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Abbiamo invertito la tendenza a tagliare sotto il profilo del personale sulla sicurezza, facendo un investimento e un potenziamento di oltre 1.800 uomini. Abbiamo dato via la più grande sostituzione di mezzi, oltre 4.000 in tutta Italia, che si stanno consegnando già da questi mesi, mezzi di ogni tipo. Stiamo facendo una ricognizione, un importante investimento sulle sedi per dare sedi sempre più accoglienti, ma che diventino anche centro, come in questo caso, di riferimento del soccorso pubblico per tutti gli attori del settore nel momento di necessità. Si sta rinnovando il contratto collettivo di lavoro con risorse aggiuntive rispetto al precedente. È in atto una riforma, un riordino che definisco epocale per il Corpo Nazionale, che lo renderà più funzionale, più operativo di quello che già è. E a proposito di acqua, c'è l'acqua alta in arrivo a Venezia, a Piazza San Marco. Il Mose non si alzerà, le paratie non si alzeranno, al contrario, insomma, di quello che si era ipotizzato inizialmente, ed è un altro tema di cui ci occuperemo tra pochissimo con il nostro Filippo Fois. Ma intanto vedo collegata Luisa Bertini, siamo con lei a Vicenza. Un altro tema di cronaca è quello dei bivacchi in città, diversi senza tetto che dormono la notte, ma non solo. Luisa, raccontaci tutto, buongiorno. Dei bivacchi qui in centro storico, soprattutto a Vicenza, è molto sentito, problema che si è acuito ovviamente con l'estate e adesso davanti alle vetrine diciamo che i commercianti sono un po' sul piede di guerra perché non sanno come fronteggiarlo. Io sono qui insieme ad una negoziante, Tatiana Dal Santo, che ci racconta un po' com'è la situazione.
Allora, la situazione logicamente sta peggiorando con l'arrivo dell'autunno, in quanto invece di bivaccare sui parchi qui del centro iniziano a bivaccare sulle nostre vetrine, quindi logicamente la tolleranza inizia ad essere molto limitata, perché non è decoroso, soprattutto per il periodo, tra l'altro, che è settembre-ottobre, essendo Vicenza città d'arte, arrivano parecchi turisti e quindi ci mostriamo con una città un po' abbandonata a se stessa. A tal proposito voi vi state organizzando anche con altri, state pensando con altri commercianti del centro storico di richiamare l'attenzione delle istituzioni? Sì, allora noi ci stiamo organizzando come associazione vetrine del centro per far sentire la nostra voce con l'amministrazione e con molto probabilmente le forze dell'ordine, quindi proprio di queste ore una sorta di organizzazione e vediamo se riusciamo a quantomeno provare a risolvere un po' questa situazione. Situazione che intacca ovviamente, come diceva lei prima, sul decoro proprio Vicenza, città turistica. Ad ottobre, così come anche in primavera, è un po' anche il belvedere che ne via meno. Sì, diciamo che abbiamo una città meravigliosa, stupenda sotto molti aspetti, però con queste situazioni perde della bellezza, perde del valore. Quindi noi come commercianti e presumo anche come cittadini, io da cittadina non voglio che la mia città perda il suo vero valore e di conseguenza chiederemo di cercare quantomeno di risolvere la situazione, perché così non si può proprio, cioè non va bene. Ecco, l'avete sentito, questo è un po' l'SOS dei commercianti. Ovviamente monitoreremo anche noi come andrà la situazione da qui all'inverno, perché abbiamo detto che i bivacchi spesso sono frequenti soprattutto nel periodo invernale. Per il momento da Vicenza è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Luisa Bertini, direzione Venezia, ma il territorio è quello di Udine, provincia di Udine. C'è stato un gravissimo incidente questa mattina all'alba nel tratto a 3 corsie della A4 tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana, appunto direzione Venezia. Sono morte 2 persone di origine croata. Andiamo a vedere il servizio dei colleghi di Udine. 2 cittadini di nazionalità croata, rispettivamente di 40 e 65 anni, sono morti alle prime luci dell'alba di giovedì 19 settembre in un incidente stradale che si è verificato lungo la A4 tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana in direzione Venezia nel territorio comunale di Porpetto. Per causa del vaglio della polstrada, il mezzo su cui viaggiavano le vittime si è incastrato sotto un camion che li precedeva. Entrambi i veicoli stavano percorrendo la corsia centrale delle 3 a disposizione in quel tratto. Dopo l'allarme lanciato alle 5:15 al numero unico d'emergenza 112, la centrale operativa Sores ha inviato sul posto il personale di un'ambulanza e l'elisoccorso notturno. Nonostante il prodigarsi dei rianimatori, il cui compito è stato favorito dai vigili del fuoco, che hanno estratto le vittime dall'abitacolo della vettura, per i 2 occupanti dell'auto non c'è stato nulla da fare. Le ripercussioni alla viabilità sono state limitate, considerata l'ora in cui è avvenuto il sinistro. Per tutta la mattinata si sono registrati rallentamenti al nodo di Palmanova in direzione Venezia. La cronaca giudiziaria, c'è un'indagine per peculato. A rispondere di peculato dovrà essere, pensate, l'ex prefetto di Padova, Francesco Messina, che dovrà essere trasferito proprio oggi a Roma. Prima l'annuncio del suo trasferimento ad un nuovo incarico, solo un anno dal suo arrivo a Padova, poi la notizia: l'ex prefetto Francesco Messina è indagato per peculato. La Procura della Repubblica di Padova lo ha iscritto nel registro degli indagati. Sotto la lente di ingrandimento dei giudici sono finiti viaggi e trasferte non istituzionali, utilizzando impropriamente autisti e mezzi di servizio. L'indagine sarebbe partita già alcuni mesi fa. Messina era arrivato a Padova il 3 luglio del 2023 alla guida della prefettura della Città del Santo, dopo aver ricoperto il ruolo di direttore centrale dell'anticrimine a Roma. Ieri il Consiglio dei Ministri ha deciso il suo trasferimento e l'ha collocato a disposizione con incarico in materia di prevenzione amministrativa antimafia, sempre a Roma. A sostituirlo qui a Padova è stato chiamato il dottor Giuseppe Forlenza, fino a ieri prefetto di Bergamo. Susanna Recchia, la piccola Mia, il caso che ha sconvolto tutta la Marca trevigiana, la mamma che si è lanciata sul Piave all'altezza di Vidor tenendo in braccio la piccola Mia. I funerali sono stati fissati per sabato.
Si prepara all'ultimo straziante saluto la comunità di Miane dopo che la Procura della Repubblica ha dato il nulla osta alla sepoltura di Susanna Recchia e della piccola Mia. I funerali in forma congiunta sono stati fissati nel pomeriggio di sabato alle 14:30 nella chiesa principale, dove da domenica il paese si è riunito in preghiera con veglie e rosari. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del grembo tuo. Un bacio di vero amore, il messaggio del papà di Mia, Mirko De Osti, poche parole, quelle nell'epigrafe, per un legame profondo, spezzato nella maniera più tragica. Nelle prossime ore, conferma il sindaco Moreno Guizzo, il comune deciderà se proclamare anche il lutto cittadino, di sicuro dovrà provvedere all'organizzazione del funerale in sicurezza, è previsto un grosso afflusso di persone. Sono in tanti infatti a conoscere i familiari, la stessa Susanna, pur riservata, era molto presente in parrocchia e ben voluta. Il via libera alle esequie è arrivato a poche ore dall'ispezione cadaverica sui corpi di madre e figlia, che ha confermato la morte per annegamento nelle acque del Piave. Nessun altro esame è stato disposto. L'obiettivo della procura era escludere eventi accidentali come cadute o il coinvolgimento di terze persone in quello che fin dalla prima ora è apparso come un omicidio-suicidio. La 45enne si sarebbe fatta scivolare nel Piave con la piccola Mia, 3 anni appena, già nella serata di venerdì, poco dopo essersi allontanata da casa con la sua Tiguan bianca. Cosa sia successo nel dettaglio, soprattutto nella mente della donna, resterà con ogni probabilità un mistero. Rimane uno shock da gestire, con il comune pronto a promuovere eventi di comunità, una linea che sostiene anche il Filo di Simo, realtà che nella Marca si occupa di prevenzione al suicidio. Abbiamo creato un laboratorio di 6 incontri dove le persone che hanno avuto eventi suicidari in famiglia si confrontano. Sono dei laboratori a tema e per sostenere loro. Poi ne abbiamo fatto uno per sostenere le famiglie che hanno delle persone in casa che soffrono di stati suicidari, di stati depressivi. Superare il tabù, la vergogna è il primo passo. Piano piano credo che riusciremo tutti insieme a cambiare questo stigma. Era un po' come nel 1990 circa, quando si parlava di tumore non si aveva il coraggio, si parlava di brutto male. Oggi le persone sono consapevoli e la consapevolezza porta anche alla guarigione a volte. Ora l'ultimo saluto a Susanna e Mia, tragedia che scuote le coscienze e interroga. Noi a Vidor restiamo il giallo della morte di Alex Marangon. Dagli esami tossicologici sul ragazzo emergerebbero tracce anche di cocaina, oltre al principio attivo che potrebbe appartenere all'ayahuasca. Si aggiunge un tassello a quello che ormai è stato definito il giallo di Vidor. La morte di Alex Marangon rimane per ora avvolta nel mistero. Il barista 25enne è stato trovato privo di vita sul Piave dopo aver partecipato ad un rito sciamanico nell'abbazia di Vidor. Oltre ad un principio attivo che potrebbe appartenere all'ayahuasca, dagli esami tossicologici sui tessuti e sul sangue emergerebbero tracce di cocaina. In quale momento Alex avrebbe assunto le sostanze, questo è ancora da stabilire. Si attendono i risultati ufficiali che potrebbero però modificare e integrare il capo d'accusa. Tanti punti interrogativi su quella maledetta sera tra il 29 e il 30 giugno. Alex poco prima aveva inviato ad un amico un messaggio nel quale gli raccontava di essersi recato a Vidor per partecipare ad un rito in cui, secondo quanto da lui scritto, avrebbero dovuto far uso di una porzione di ayahuasca. Il giovane quella notte si è allontanato dalla cerimonia in stato di shock dopo aver assunto delle sostanze, poi è scomparso nel nulla. Per 3 ore gli altri partecipanti lo avrebbero cercato, poi hanno dato l'allarme. Alex è stato trovato morto a Ciano del Montello 2 giorni dopo. Sono scattate così le indagini dei carabinieri che hanno raccolto le versioni dei partecipanti al rito sciamanico, testimonianze che, se accertata l'assunzione di sostanze psicotrope, potrebbero non essere del tutto attendibili. Dei curanderi che si sono allontanati da Vidor poco dopo, nessuna traccia e nessuna dichiarazione, nulla è arrivato in procura, nessuna memoria. Procura di Vicenza, ci sono 6 persone indagate per una truffa ai danni del sindaco di Cadoneghe, che avrebbe dovuto acquistare una casa a Dubai. Ascoltiamo. Si allarga la vicenda che vede coinvolti il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, e la moglie, che hanno acquistato una casa a Dubai, ma hanno poi visto sparire nel nulla sia l'appartamento che i soldi versati, circa 200.000 euro.
Dopo la denuncia fatta da Schiesaro alla Guardia di Finanza, infatti, la Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo di indagine per il reato di truffa. Sembra infatti che ad altre coppie sia toccata la stessa disavventura fra Napoli, Torino e Treviso. E poi lo sviluppo è che nel registro degli indagati risulterebbero iscritte 6 persone, tra cui l'agente immobiliare, di cui la coppia di Cadoneghe si è fidata al punto da invitarlo al matrimonio, e altre persone legate all'attività immobiliare. Una vicenda che si allarga dunque tra accuse incrociate e al centro sempre la volontà degli acquirenti di avere una proprietà immobiliare nel paese arabo, in una zona residenziale di Dubai in rapida espansione. A far emergere la vicenda una richiesta fatta, sembra, dal costruttore di Dubai e Schiesaro e alla moglie, tramite l'agente immobiliare, di ulteriori 30.000 euro per arrivare all'acquisto definitivo, richiesta alla quale la coppia padovana si è opposta con fermezza, rilanciando con la denuncia alla Guardia di Finanza. Dal canto suo l'agente si è difeso passando al contrattacco con alcuni video postati sui social nei quali spiega cos'è accaduto secondo il suo punto di vista e lancia a sua volta accuse a Schiesaro, una vicenda dunque che a quanto pare porterà nuovi sviluppi. Altra vicenda, la finanza di Treviso, imposta sui passeggeri degli aerotaxi all'aeroporto Canova di Treviso, evasi oltre 107.000 euro da un vettore aereo tedesco, operazione che rientra nell'ambito dei controlli effettuati dalle Fiamme Gialle. Vediamo. 318 voli aerotaxi trasportando 1053 passeggeri senza aver provveduto al pagamento dell'imposta sui voli aerotaxi. Oltre 107.000 euro di evasione dell'imposta sui passeggeri degli aerotaxi al Canova, quelli del vettore aereo tedesco individuato dalla Guardia di Finanza di Treviso tra il 2018 e il 2022. Imposta dovuta per i voli a noleggio introdotta dal governo Monti, secondo cui i vettori che si occupano di noleggio voli sono tenuti a corrispondere per ogni passeggero 100 euro per le tratte inferiori ai 1.500 km e 200 per tratte più lunghe. Questa nostra nuova attività di controllo fa seguito ad altre 3 precedenti azioni ispettive che hanno permesso complessivamente di accertare un'evasione di imposta pari a 500.000 euro da parte di 254 vettori aerei. Sono più di 5.000 i passeggeri cosiddetti fantasma che dal 2017 al 2023 hanno transitato per lo scalo di San Giuseppe su oltre 1.400 voli a noleggio. Tutte queste le nostre attività ispettive hanno consentito il recupero di 150.000 euro tornati dunque nelle casse dello Stato. Restiamo a Treviso, 52enne trevigiano arrestato dopo 11 colpi accertati in pieno centro. Si tratta di furti, rapine anche in chiesa ed violenze anche ai senza fissa dimora. Vediamo. Agiva con grande spregiudicatezza, spesso alle spalle, avvicinando le vittime alle spalle, ma non ha neanche perso l'occasione per andare a confronto vis-à-vis con le vittime. Una lunga serie di rapine, furti e violenze di ogni genere, definiti dal giudice scorribande criminali, messi a segno tra maggio e luglio 2024 in pieno centro a Treviso. Protagonista un 52enne trevigiano senza fissa dimora che agiva a volto scoperto in pieno giorno e che operava con l'unico fine di procurarsi del denaro, identificato attraverso un lavoro certosino. Grazie alla collaborazione di tutte le forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri il 15 settembre scorso. Oltre alla ricostruzione fotografica e delle videocamere di sorveglianza, il criminale era riconoscibile anche perché leggermente claudicante. In una circostanza ha addirittura sferrato un pugno al volto, causando ad un uomo una prognosi di 30 giorni, con rottura dello zigomo. In un'altra ha aggredito un uomo con una spranga di ferro, poi ha rubato in esercizi commerciali, ma anche al Museo Salce e perfino in 2 chiese, quella di Santa Lucia in piazza San Vito e quella dei Padri Carmelitani Scalzi. Ha colpito ben 2 volte in chiesa, certamente 2, in un'occasione ha rubato i soldi dell'offertorio, in un'altra occasione invece ha rubato il portamonete contenuto all'interno di una borsa di una fedele che si trovava in quel momento in chiesa. È stato in questa ultima circostanza rincorso sia dalla signora che da altri 2 ragazzi presenti in chiesa che sono riusciti a recuperare il maltolto e restituirlo alla signora. Ora l'uomo è stato assicurato alla giustizia ed è in carcere a San
Santabona. Sarà processato per rapina, lesioni e furto aggravato. Gli episodi che sono stati commessi sono episodi che sono stati connotati da particolare violenza, quindi l'intervento è stato tempestivo anche per frenare questo tipo di comportamento che potrebbe essere trasceso in altri episodi più gravi ancora. Un arresto che è stato commentato anche dal sindaco di Treviso, Mario Conte. Lo ascoltiamo. Ringrazio l'Arma dei Carabinieri, ringrazio la Questura di Treviso e ringrazio la nostra Polizia Locale che anche in questa operazione è stata fondamentale con il suo supporto, però credo che il segnale più bello che le istituzioni danno è che lavoriamo per prevenire, ma qualora dovesse succedere qualcosa poi le istituzioni rispondono presenti e nel giro di poco tempo, attraverso delle indagini, attraverso le videocamere di sorveglianza, attraverso la presenza delle forze dell'ordine si riescono a dare anche risposte concrete da un punto di vista della sicurezza. Poi adesso speriamo che la legge faccia il suo corso e speriamo di non vederlo scarcerato nel giro di poche ore, perché l'impegno che le forze dell'ordine ci mettono per assicurare alla giustizia queste persone è davvero tanto ed è giusto che ci sia anche la certezza della pena. Questo sarebbe un segnale importante anche per i nostri cittadini, dove rammaricati perché c'è stato un episodio negativo vengono comunque rincuorati dal fatto che le istituzioni rispondono presenti. Allora adesso parliamo di agricoltura, c'è l'allarme della CIA, la peste suina è sempre più vicina ai nostri allevamenti. Allora sentiamo che cosa hanno dichiarato ai colleghi della redazione di Padova. La peste suina africana è sempre più vicina al Veneto. La regione è corsa ai ripari dandosi l'obiettivo di eliminare più di 13.000 cinghiali, principale vettore del virus, in tutto il Veneto da qui ai prossimi 12 mesi. Non solo questo però, vengono fissate nuove regole per gli allevatori che devono potenziare le recinzioni degli allevamenti sia per evitare il contagio che per la gestione di eventuali focolai. Opere che hanno un costo e i rappresentanti di categoria chiedono un aiuto da parte dell'amministrazione regionale. La Regione Veneto ha prorogato delle norme di biosicurezza per gli allevamenti molto stringenti nel tentativo di limitarne la diffusione. È chiaro che però queste norme stringenti corrispondono a degli investimenti estremamente importanti per gli allevamenti suinicoli. Allevamenti suinicoli che si dividono in quelli strutturati, per cui quelli da reddito, come li chiamiamo noi, e quelli familiari. Ecco, su questi due tipo di allevamento è necessario un aiuto da parte delle istituzioni, perché le misure di biosicurezza risulterebbero estremamente gravose per gli allevamenti in questione, proprio per difendersi dalla peste suina africana. Per cui chiediamo un intervento economico di aiuto in maniera da poter nel tempo più rapido possibile mettere in sicurezza i nostri allevamenti. Se la peste suina dovesse arrivare in Veneto, il comparto perderebbe almeno il 10% del fatturato, stimano i rappresentanti della CIA di Padova. Sul territorio ci sono filiere importanti come quella del prosciutto Veneto DOP che avrebbero impatti fortemente negativi. È molto preoccupante perché le misure che verrebbero prese nel caso della diffusione della peste suina africana andrebbero a colpire in maniera estremamente grave le nostre aziende agricole, suinicole e di trasformazione. Noi a Padova restiamo perché abbiamo la nostra Valentina Visentina alle sue spalle, il luogo in cui sarà celebrato il funerale della povera Chiara Iaconis, una morte, quella di Chiara, che davvero ha lasciato interdetti ed ha lasciato in stato di shock un'intera comunità per una morte così improvvisa e una storia così tragica, di tragica fatalità. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, alle nostre spalle la chiesa della Madonna Incoronata, qui dovrebbero essere celebrati i funerali di Chiara. Intanto vi diamo un aggiornamento in primo luogo sull'indagine, perché questa mattina la squadra mobile di Napoli si è presentata nell'appartamento da dove è caduta la pesante statuetta di onice che ha ferito mortalmente Chiara Iaconis. Ci sono le due persone indagate e queste due persone dovrebbero essere i genitori del bimbo che avrebbe lasciato cadere accidentalmente la statuetta
bicicletta che poi ha colpito Chiara. Le indagini proseguono per omicidio colposo e omessa vigilanza, in quanto si tratta appunto di minorenni, ci sono anche dei minorenni coinvolti in questa storia. Queste sono le ultime novità sul fronte delle indagini, però vi dicevamo adesso per la famiglia è il momento del dolore. Ieri abbiamo sentito al telefono papà Gianfranco e ci ha detto che i funerali di Chiara dovrebbero essere celebrati qui alla Chiesa della Madonna Incoronata nel quartiere della Sacra Famiglia, dove Chiara è cresciuta e dove ha frequentato per molto tempo la parrocchia. Funerali celebrati da Don Carlo Cavallin, che adesso è parroco in un'altra chiesa ma che si è detto disponibile a celebrare appunto il funerale. Vista però la grande partecipazione, il grande affetto che è arrivato in questi giorni alla famiglia di Chiara, non si esclude anche che si possa trovare una chiesa più grande per ospitare tutte le persone che vogliono appunto stare vicino alla famiglia Iaconis in questo tremendo momento di immenso dolore. Noi vi facciamo sentire le parole del papà di Chiara e poi torniamo in diretta, ci sono altri aggiornamenti su questa vicenda. Chiara era, il nome lo dice, entrava il sole e le foto che vi stanno circolando, così era lei, sempre sorridente, solare. Sono le parole di un papà orgoglioso della propria figlia, quelle pronunciate da Gianfranco Iaconis, il papà di Chiara, la trentenne padovana, morta a Napoli dopo essere stata colpita alla testa da una statuetta di onice precipitata dal terzo piano di un palazzo dei quartieri spagnoli. Nella voce di Gianfranco, noto amministratore condominiale di Padova, il dolore immenso e la compostezza nel ricordare la figlia che a soli 30 anni si era già fatta strada nel mondo del lavoro a Parigi, realizzando i suoi sogni. Ho avuto la fortuna di avere per 30 anni. È stato un grande privilegio che la vita mi ha dato. Chiara, quando viveva a Padova, era stata impegnata anche in parrocchia, dove aveva recitato in un musical, e proprio nella chiesa della Madonna Incoronata, nel quartiere della Sacra Famiglia, dovrebbero celebrarsi i funerali della giovane quando la Procura di Napoli darà il nulla osta. Nelle prossime ore, infatti, dovrebbe essere disposta l'autopsia. Il papà di Chiara, dopo aver ringraziato i medici napoletani per le cure rivolte alla figlia, ci tiene a rivolgere anche un ringraziamento al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che gli ha fatto sentire la sua vicinanza in questi giorni strazianti. E ho dimenticato di ringraziare tante altre persone, in particolar modo l'amministrazione del Comune di Napoli, nella persona del sindaco, dell'assessore al turismo. Sono prodigati a farci sentire meno fuori casa di come siamo, e mi dispiace non averlo fatto, detto ieri, per quanto può, vede di farsi da cassa di risonanza di quello che sto dicendo adesso. Queste le parole del papà di Chiara, appunto in queste ore l'autopsia e poi nei prossimi giorni nulla osta per la restituzione della salma. Dunque i funerali, ipotizziamo, potrebbero essere celebrati la prossima settimana qui a Padova. La vicenda di Chiara, di quanto le è accaduto a Napoli, sta accendendo l'attenzione soprattutto dei cittadini nei confronti delle abitazioni, del patrimonio privato e pubblico, tant'è che ieri a Padova ci sono stati anche dei momenti di preoccupazione, perché in via Dante, la storica via Dante vicino al centro, a pochi passi dal Duomo, è stata chiusa per un'ora perché alcuni residenti avevano segnalato la presenza di alcune tegole del tetto pericolanti, che potevano dunque cadere in strada e magari ferire delle persone, perché via Dante comunque è una strada di passaggio soprattutto pedonale e di ciclisti, quindi i cittadini colpiti anche sulla scia di questa vicenda, di quanto è accaduto a Napoli, i cittadini padovani colpiti da questo hanno subito chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti, hanno chiuso la strada e in un'ora hanno rimosso le tegole pericolanti, avvisando dunque la proprietà di intervenire con ulteriori interventi di manutenzione per sistemare completamente il tetto.
E la vicenda segno che insomma la vicenda di Chiara ha sensibilizzato molto i cittadini. Anche Napoli si è stretta poi alla famiglia di Chiara. Ieri sera c'è stata una fiaccolata nei quartieri spagnoli perché la città ha voluto abbracciare simbolicamente la famiglia di Chiara. Io vi lascio con questo servizio e la linea può tornare allo studio. È l'abbraccio di un intero quartiere, di una città che vuole condividere il dolore per una morte assurda ed evitabile. In centinaia ieri sera hanno preso parte a Napoli alla fiaccolata per Chiara Iaconis e hanno abbracciato e chiesto scusa al papà della trentenne padovana, morta dopo essere stata colpita alla testa da una pesante statuetta caduta dal terzo piano di un palazzo dei quartieri spagnoli. Più volte durante la fiaccolata, a cui hanno preso parte anche il papà, Gianfranco e Roberta, la sorella, si è elevato il grido "Chiara, perdonaci". Intanto la procura, che indaga per omicidio colposo, avrebbe iscritto nel registro degli indagati 2 persone che abitano nell'appartamento da cui è caduto il pesante oggetto che ha ferito a morte Chiara. L'ipotesi al vaglio della squadra mobile di Napoli è che a lanciare o a lasciar cadere la statuetta a forma di elefante sia stato un bimbo che stava giocando, un minore di 14 anni e quindi non perseguibile penalmente. La procura partenopea inoltre ha acquisito il video registrato dalla telecamera di sorveglianza di un B&B della zona che riprende il momento in cui Chiara viene colpita e ha avviato un'indagine sulla diffusione delle immagini. Il papà della giovane ha chiesto che le immagini vengano rimosse dal web perché troppo strazianti e dolorose da vedere. Allora, il servizio della nostra Valentina Visentin, appena ne saremo a conoscenza diffonderemo la notizia di quando sono stati fissati i funerali di Chiara, in modo che se la cittadinanza volesse partecipare ovviamente lo potrà fare. Adesso invece andiamo a Meolo, c'è un altro caso che sta facendo discutere, il divieto che sarebbe arrivato da un parroco di utilizzare e usufruire di un campo da calcio alla squadra femminile del paese. Ci racconta questa vicenda la nostra Marta Marangone. Ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa, sì, è proprio così, siamo a Losson della Battaglia, frazione di Meolo, e quello che vedete alle mie spalle è il campo da calcio parrocchiale, campo della discordia possiamo dire, perché l'utilizzo di questo campo sarebbe stato negato dalla parrocchia alla squadra femminile, perché stiamo parlando della squadra giovanile under 15, quindi ragazzine, che peraltro quest'anno per la prima volta nella storia del sport di questo paese hanno vinto ed hanno ottenuto quindi dei risultati che gli consentono di gareggiare in un campionato regolamentare. Meolo, lo ricordiamo, ha uno stadio comunale, gli spogliatoi però dello stadio comunale non sono divisi tra maschi e femmine, quindi l'utilizzo da parte delle ragazze non garantirebbe a queste giovanissime la privacy, diciamo, per quanto riguarda lo spogliatoio e l'utilizzo delle docce. Di qui la richiesta della società sportiva di poter utilizzare il campo della parrocchia, che vedete appunto alle mie spalle, che si trova nella frazione di Losson e che ha appunto questi che ora Alberto Pivetta sta inquadrando e che sono gli spogliatoi, una struttura quindi che consentirebbe alle ragazze della giovanile under 15 di potersi allenare e di disputare in tranquillità le partite. Alla richiesta della società sportiva è arrivato il diniego del parroco, con tutte le conseguenze del caso e il divampare di una polemica in paese, anche perché non si capisce bene quali siano state le motivazioni della decisione del parroco di Don Roberto Mistrorigo, decisioni che, a quanto riferisce la società sportiva, sarebbero state motivate dal fatto che la comunità non è ancora pronta per che cosa è tutto da chiarire, e sulla questione oggi è intervenuto anche il sindaco di Meolo. Sentiamo quindi l'intervista a Daniele Pavan. Innanzitutto mi viene da dire inizialmente di sgomberare il campo da ipotesi, diciamo, di chiusura della comunità e discorsi legati alla
questione di genere che ho sentito proprio nelle ultime ore uscire fuori. Assolutamente questo non rappresenta di certo la comunità lossonese o meolese, e sono convinto che qui ci sia anche un malinteso con le dichiarazioni che sono state rilasciate dal parroco. Io credo che invece ci sia stata una sorta di superficialità nell'affrontare la problematica, e allo stesso tempo auspico che, essendoci sempre la buona volontà da parte di tutte le istituzioni, diciamo così, sia parrocchia piuttosto che associazione sportiva, si riesca a venirne fuori a vantaggio proprio delle giovani ragazze che hanno bisogno di poter fare questo sport e dare sfogo alle loro voglie di fare squadra, come effettivamente è un exploit quello che sta accadendo del calcio femminile nei nostri territori, nelle nostre zone. È giusto assecondare queste esigenze e darsi da fare affinché si trovi la soluzione. Quindi auspico proprio questo, che ci sia una volontà e una convergenza nel trovare la soluzione per questi spazi. Quest'anno è la prima volta nella storia, diciamo, di Meolo che una squadra di calcio femminile si iscrive al campionato, e quindi si necessitano determinate strutture per garantire il regolamento e comunque anche giustamente da privacy la gestione anche degli spogliatoi. Questo fa creare questo nuovo problema appunto logistico. Noi come amministrazione, appurato nel momento in cui c'è stato questo diniego da parte della parrocchia per utilizzare quegli spazi là che sarebbero più che idonei da tutti i punti di vista, ci siamo arrabattati, diciamo così, per trovare una soluzione di emergenza che consenta il cambio alle atlete negli spogliatoi del vicino palazzetto dello sport, e per poi farle trasferire in campo sportivo per giocare la partita. Ecco, quindi Anna, avete sentito dalle parole del sindaco, per il momento una soluzione provvisoria è stata trovata, utilizzare quindi gli spogliatoi del vicino palazzetto dello sport. È chiaro naturalmente che si tratta di una soluzione provvisoria e disagevole, visto che c'è un tragitto da fare tra il palazzetto dello sport e il campo da calcio dello stadio vero e proprio. Il sindaco auspica anche in una retromarcia, diciamo, da parte della parrocchia. Vedremo quindi nelle prossime ore che cosa accadrà. E da Meolo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Marta Marangona. Noi andiamo in pubblicità, poi in collegamento tra pochissimo con il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, e poi nuovi collegamenti dal territorio. Tra poco vi aspetto. Eccoci, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, l'abbiamo annunciato. Buongiorno e ben ritrovato senatore Andrea Martella, grazie per essersi collegato con noi, buongiorno. A voi e un saluto a tutti i vostri telespettatori. Senta, abbiamo da poco visto le immagini della fiaccolata ai quartieri spagnoli per Chiara Iaconis, la padovana deceduta a Napoli. Ovviamente ora ci sono delle indagini in corso, ecco, un pensiero per questa giovane ragazza in qualche modo sta arrivando da più parti. So che anche lei voleva esprimere il suo cordoglio alla famiglia per la povera Chiara. Sì, naturalmente voglio farlo a nome mio personale, anche a nome del Partito Democratico. Si tratta di una morte, come è stato detto, tragica e assurda, che non può accadere, e che veramente ha colpito tutti quanti in maniera toccante. Alla sua famiglia naturalmente le condoglianze, la speranza che le indagini che sono in corso facciano chiarezza e possano determinare in maniera precisa le responsabilità attorno a questa morte, come ho detto, così dolorosa e così assurda.
Segretario, ci stiamo occupando in questi giorni di altre morti, ma anche di altri infortuni. L'ultimo c'è stato al Marco Polo con un operaio che è stato schiacciato. I sindacati dicono basta investire nella sicurezza sul lavoro e soprattutto basta agli appalti al ribasso. Che cosa si può e si deve fare per provare a cambiare il corso di questa storia? Questa è diventata davvero un'emergenza anche nella nostra regione. Troppi incidenti, troppi morti sul lavoro, è una situazione davvero inaccettabile, per la quale bisogna intervenire e bisogna farlo presto, mettendo innanzitutto risorse per nuove assunzioni degli ispettori in tutti gli istituti preposti, negli ispettorati del lavoro, nel SPISAL, e garantire maggiori controlli, perché queste tragedie non avvengano e perché possa esserci una prevenzione adeguata. Accanto ai controlli e alla prevenzione bisogna costruire una cultura della sicurezza sul lavoro, con un grande patto tra le istituzioni, produttori, le forze sociali e sindacali. Da tempo io ho proposto che in Veneto si costituisca una task force che possa affrontare questa emergenza che è inaccettabile e che, come ha ricordato anche il Presidente della Repubblica l'altro giorno, ha a che fare con la dignità del lavoro. Dignità del lavoro, così come dovrebbe essere dignitoso il lavoro dei sanitari. Le cronache ci restituiscono anche dichiarazioni di sanitari che lasciano, ad esempio, il lavoro in pronto soccorso per le troppe aggressioni, per la troppa violenza che è maturata. Anche su questo aspetto in questo Paese dobbiamo fare di più. Non c'è dubbio, anche questa è diventata un'emergenza e quindi bisogna intervenire al più presto, non solo perché i nostri pronto soccorso possano dare risposte efficienti al bisogno di attenzione e di cure che vengono dai cittadini, ma perché ci siano i professionisti, medici e infermieri che possano essere in numero adeguato per erogare i servizi ai cittadini. Naturalmente qualsiasi aggressione va condannata in maniera totale, e io credo però che in un piano di rilancio della nostra sanità pubblica bisognerebbe fare in modo che attorno al pronto soccorso ci fosse un'attenzione particolare, quindi professionisti, medici, sanitari, infermieri, ma anche delle figure che in qualche modo sappiano accogliere i pazienti, sappiano determinare la perfetta contestualizzazione dei vari problemi in modo tale che non siano fenomeni di questo genere. Senta, andiamo sul mondo del lavoro. Abbiamo visto la conferenza stampa del Presidente del Veneto Luca Zaia. Finalmente è stato presentato il nuovo assessore all'istruzione, formazione e lavoro, la dottoressa Mantoan. Ecco, quali sono le sfide che anche voi come Partito Democratico chiedete arrivino subito al tavolo di Mantoan? Ma come ha detto lei giustamente, finalmente è stata nominata la nuova assessora, che io chiamerò così, assessora, e penso che sia passato un tempo abbastanza lungo e quindi naturalmente le auguriamo buon lavoro. Certo, bisogna velocemente invece affrontare tante questioni che riguardano il Veneto, anche crisi industriali, e rispetto alle quali la Regione è stata abbastanza assente. Io non solo ricordo le occasioni mancate e perse di nuovi posti di lavoro come la Silicon Box, come Intel, non solo ricordo i ritardi sulla zona logistica semplificata, ma ci sono crisi industriali, penso al Superjet, sul quale noi siamo intervenuti, penso alla Speedline, penso a Italgelato, a Vicenza, tutte crisi industriali che riguardano la nostra regione e bisogna che ci sia un assessore che abbia tempo, le capacità e le competenze di poter intervenire. Noi faremo di tutto per sulla unità e per fare le nostre proposte perché queste situazioni di crisi possono essere affrontate e risolte.
Tra l'altro Mantuan ha rilasciato delle dichiarazioni a cui le chiederò di rispondere sullo Ius Scholae, perché lei ha dichiarato di essere originaria dell'Egitto, di avere genitori di origine egiziana, però di non, insomma, in linea poi peraltro con il suo partito, di non ritenere lo Ius Scholae un diritto. Cosa ne pensa? Penso che sia una posizione sbagliata, retrograda, e che probabilmente deve tenere per essere in linea con il suo partito, o sarà una sua convinzione, non voglio discutere di questo. Penso che però sia una risposta sbagliata, che non tiene conto dei cambiamenti in atto nella società italiana e in Veneto, e anche del bisogno che noi abbiamo di integrare ragazzi e cittadini stranieri per renderli dei cittadini italiani che possono essere lavoratori e genitori. Io ricordo che ci sono 100.000 studenti di cittadinanza straniera, di cui 70.000 nati in Italia nelle scuole del Veneto, nati in Veneto. Parlano il nostro dialetto, stanno con i nostri ragazzi, compiono un ciclo di studi. Penso che bisognerebbe accorciare i tempi per poter dare la cittadinanza italiana, e quindi che ci voglia una riforma da questo punto di vista. La chiusura dell'assessora che lei ha nominato e anche di Zaia è una chiusura antistorica che io ritengo sbagliata. Bisogna favorire l'integrazione e naturalmente favorire il fatto di avere diritti e doveri. Potreste prevedere come Partito Democratico, poi insomma so che è una battaglia che condividete anche con altri partiti di sinistra, potreste immaginare, prevedere anche una forma di movimentazione su questo tema, o la partita si gioca a Roma? I nostri consiglieri regionali hanno presentato una mozione in Consiglio regionale per chiedere l'approvazione dello Ius Scholae. A livello nazionale abbiamo depositato un disegno di legge al Senato, una proposta alla Camera per prevedere una riforma della cittadinanza. L'abbiamo presentata con l'idea dello Ius Soli temperato, cioè anche chi nasce in Italia da genitori che sono in Italia, che hanno permesso di soggiorno, può avere la cittadinanza italiana, o dello Ius Scholae, rispetto al quale noi siamo del tutto aperti, perché sarebbe già un punto avanzato. Molti consigli comunali, molti sindaci stanno già simbolicamente adottando questa linea, e quindi io non escludo che possa essere uno dei temi su cui ci sia una mobilitazione di carattere politico ed istituzionale. Grazie segretario per essere stato con noi. Andrea Martella, ovviamente buon lavoro. Grazie a voi, a presto, buon lavoro. Arrivederci. Perché noi abbiamo in collegamento il nostro Filippo Fois. Allora, avete sentito il tema dello Ius Scholae, un tema importantissimo, e anche le dichiarazioni, no? La posizione del Partito Democratico, che condivide quello insomma, di fatto di buona parte della sinistra. Allora, noi tra pochissimo con Filippo Fois ci colleghiamo, perché, come detto in apertura, il maltempo ha profetizzato l'acqua alta a Venezia, il Mose però non si è alzato e nemmeno si alzerà. La situazione, ci racconta il nostro Filippo, è una situazione in miglioramento. Le previsioni sono state fin troppo catastrofiche, in realtà lui è sul posto e tra poco ce lo racconterà. La situazione non è proprio così, quindi fatemi capire dalla regia se abbiamo il nostro Filippo, altrimenti andiamo. Sì, eccolo qua. Filippo, eccoti. Buongiorno, ben ritrovato. Allora, com'è la situazione a Venezia? Perché doveva alzarsi il Mose, poi hanno deciso di non alzarlo. C'è polemica per questo? Ma allora la polemica più che altro è stata nei giorni passati, perché non solo Piazza San Marco, come sapete questa è la zona più bassa di Venezia, per cui la prima ad allagarsi, già con 80 centimetri di alta marea, ma si sono allagate anche altre zone. Oggi erano previsti un picco massimo di 107 centimetri, questo significa che tutta la piazza dovrebbe essere praticamente quasi sott'acqua, e invece vedete che con grande sorpresa, anche noi adesso parlavamo anche con l'associazione
l'associazione dei commercianti che si trova qui in piazza San Marco. Con grande sorpresa invece la piazza sta rimanendo parzialmente asciutta. Che cosa è successo? In questi giorni, sicuramente anche oggi, sono in funzione in via sperimentale un nuovo sistema di pompe che si sta realizzando in piazza San Marco. Qua vedete che c'è uno dei cantieri che sono stati fatti qui in piazza. Questo sistema di pompe, che sarà presumibilmente completato tra 1 anno e mezzo, permette di diciamo svuotare, aspirare l'acqua che si trova in piazza San Marco. Si stanno facendo, siamo ancora in fase sperimentale, è stato utilizzato un paio di volte durante i concerti di quest'estate in piazza San Marco. Evidentemente lo si sta utilizzando anche oggi, perché vedete che la piazza è sostanzialmente, ci sono chiaramente queste enormi pozzanghere, ma rispetto a quello che sarebbe dovuta essere con questi 107 centimetri che sono stati chiamati come altezza massima, vedete che però insomma si riesce a passare più o meno dappertutto. Molti hanno preso gli stivali, però insomma rispetto all'allarme che c'era questa mattina è stata per molti una piacevole sorpresa. Anna. Grazie Filippo. Allora, insomma, è sempre affascinante comunque vedere una piazza San Marco con la pavimentazione, no, che riflette l'acqua, no, in cui ci si può specchiare. Allora cambiamo argomento, parliamo di Sabrina Salerno, una notizia che ha aperto anche i nostri notiziari. La Sabrina Salerno, che tutti quanti conoscono, ha dichiarato attraverso i social di essere ammalata di tumore, ha affrontato l'intervento, la scelta, visto che si tratta di un personaggio pubblico, di rendere pubblica la notizia, è una scelta che peraltro è stata anche molto apprezzata. Allora andiamo a vedere che cosa è accaduto e che cosa ha detto. Ci siamo, tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno. Come ogni anno a luglio ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia, ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita. Scrive così in un post sui social Sabrina Salerno, accanto una sua foto in una camera dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, la flebo al braccio, nello sguardo il momento difficile che lei, come tante donne, sta affrontando. Ogni anno in Italia si registrano 55.000 nuovi casi di carcinoma alla mammella, 5.500 in Veneto, 1 migliaio a Treviso. È fondamentale, spiega Alessandro Gava, presidente Lilt Treviso, che le donne in età di screening dai 50 ai 75 anni si sottopongano periodicamente a mammografia, ma un 20% dei tumori si sviluppa in donne al di sotto dei 50 anni. Da qui diventa quanto mai importante la decisione della Regione Veneto. Dal 2025 l'età sarà effettivamente abbassata nel Veneto a 45 anni ed è opportuno anche che tutte le donne, magari dai 30 anni in poi, comincino a fare un progetto di prevenzione che deve essere, noi diciamo, personalizzato. Intanto la Lilt è pronta per l'Ottobre in Rosa, con una serie di iniziative per sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, che, come ha scritto Sabrina Salerno nel suo post, possono salvare la vita. Proprio grazie all'alta adesione delle donne alle campagne di screening noi possiamo diagnosticare la gran parte dei tumori in stadio iniziale, il che significa avere chance di guarigione intorno al 90%, e quindi è fondamentale che tutte le donne riescano a capire l'importanza di fare prevenzione. Una storia che la stessa Sabrina Salerno ha scelto e voluto raccontare attraverso i social network. L'ascoltiamo. Sto bene, l'operazione è andata bene. E mi dispiace non poter rispondere a tutti, ho anche i social che sono andati in tilt, non vedo più i messaggi, e quindi però vorrei veramente ringraziarvi di cuore, tutti, grazie. Allora noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra pochissimo parleremo di un progetto illuminato, quello di come dire, trasformare un edificio di una città, parliamo della città di Vicenza, uno degli edifici più alti, trasformato dal punto di vista di rigenerazione urbana ma anche dal punto di vista artistico, ed è un omaggio che la città fa a Pablito, ovvero a Paolo Rossi, campione del mondo dell'82 ma non solo, nel cuore di vicentini da sempre. Ne parleremo con chi si è occupato di questo progetto dal punto di vista artistico e tecnico. A tra poco.
Trovati prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, avete visto siamo partiti con la cronaca con diverse notizie, i nostri vigili del fuoco che sono partiti stanno andando in Emilia Romagna per dare una mano ai colleghi in difficoltà, sono circa un centinaio gli sfollati, seguiremo ovviamente anche quella situazione, poi l'incidente mortale in A4 all'altezza di San Giorgio di Nogaro, hanno perso la vita 2 persone, poi abbiamo visto con il nostro Filippo Fois l'acqua alta a Venezia, il Mose non si è alzato, ma insomma sostanzialmente la piazza non è andata sott'acqua grazie all'utilizzo delle pompe che sono entrate in funzione. Ora, come promesso, in questa seconda parte ci occupiamo di un'opera straordinaria, di un'opera di rigenerazione urbana, ma anche di un regalo alla città di Vicenza. Allora partiamo con la città di Vicenza, abbiamo il primo cittadino, Giacomo Possamai. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Eccolo. Allora, buongiorno. Intanto mentre lei parla chiedo alla regia di far vedere le immagini che abbiamo raccolto della Torre Everest, una delle torri, insomma, degli edifici più alti della città. Siamo in via Torino, lunedì sera insomma, sarà svelato il murale che è stato realizzato in questa torre. Da primo cittadino, che effetto le fa? Intanto, insomma, in qualche modo le chiedo di commentare che cos'è questo per la città. Paolo Rossi, il suo volto con l'esultanza dei mondiali dell'82 che campeggerà in città. Io so che lei è anche un gran tifoso, quindi insomma penso che insomma, la gioia sia doppia. Davvero, nel senso che tra l'altro questa è di fatto la torre o comunque il condominio residenziale più alto della città, quindi sarà veramente un murales gigantesco in un quartiere che è vicino alla stazione, che è il quartiere del Quadrilatero, il quartiere di Viale Milano, ed è uno straordinario tributo a Paolo Rossi, che è legato indissolubilmente alla città di Vicenza, avendo giocato appunto a Vicenza ed essendo stata la squadra che l'ha di fatto lanciato anche in vista dei mondiali dell'82. Quindi è davvero per Vicenza da un lato una grande opera di rigenerazione urbana e dall'altro un tributo a un campione che è legato in maniera fortissima alla nostra città e che era legato lui stesso a Vicenza, ci tornava spessissimo dopo averci abitato per tanti anni. Senta, io so che lei è sempre stato molto attento, no? Anche alla riqualificazione della città, poi anche dal punto di vista ambientale, insomma ci sono diversi progetti che sono in partenza. Possiamo immaginare che questo sia solo l'inizio? Tra l'altro mi permetto di sottolineare che l'inaugurazione sarà una cerimonia aperta alla città, quindi tutta la città è invitata a vedere l'esito, insomma, dei lavori. Sì, ci sarà appunto una cerimonia lunedì pomeriggio aperta a tutta la città. È così, nel senso che è un intervento per la città nuovo, nel senso che non esiste nessun murales di queste dimensioni, ma l'idea è che possa essere il primo. Ci sono altre idee su altri grandi immobili, anche immobili pubblici o comunque partecipate. Questo è un intervento, è giusto sottolinearlo, privato, nel senso che è un immobile, appunto è un grande condominio che ha scelto a seguito dell'intervento del 110% del super bonus di realizzare questa facciata, e quindi è anche una bella sinergia tra pubblico e privato, perché davvero anche per quel quartiere è un'occasione di rigenerazione urbana, di colore, di rilancio molto importante. In ultima battuta le chiedo, ci sono altre zone della sua città che in cui le piacerebbe fossero realizzate cose del genere? Sì, stiamo pensando in particolare alla zona industriale, alla zona di Vicenza Ovest, che di fatto è la porta d'accesso della città appunto da ovest, e che ha alcune superfici simili a quella di cui abbiamo parlato oggi, che è appunto una facciata del condominio Everest, e ci piacerebbe l'idea di colorare, di rendere vive, ovviamente con altri sfondi e altri soggetti, altri protagonisti, anche quelle pareti oggi grigie di accesso alla città. Quindi ci piacerebbe che Vicenza diventasse un po' la città dei murales, ce ne sono tante in giro per il mondo. Lione, per esempio, è un esempio straordinario in Francia da questo punto di vista. È un obiettivo che ci siamo dati, non è facile perché sono interventi costosi, però sono interventi che tengono insieme il pubblico e il privato. Grazie a Giacomo Possamai, grazie Sindaco per essersi collegato con noi. Arrivederci.
Allora noi entriamo adesso nel cuore del progetto, vi presento le ospiti che ci hanno raggiunto, c'è un partner artistico, sostanzialmente un partner tecnico, partiamo da Federica Sansoni. Federica, buongiorno. Buongiorno. Associazione culturale Wallaby, grazie per averci raggiunto. Federica, e poi siamo con Raffaella Grassi di Imprendo, che invece è la società che si è occupata di fatto della parte tecnica. Buongiorno. Buongiorno Raffaella. Allora, intanto abbiamo sentito dal sindaco che si tratta di interventi faticosi, interventi costosi. Partirei da Federica per cercare di capire l'idea, dove nasce, come è stata partorita. Paolo Rossi è un'idea che nasce di fatto come un sogno e che ha avuto una genesi piuttosto complessa. Come ci siete arrivati? Sì. Allora, l'idea nasce dal desiderio di raccontare una storia. L'indomani della scomparsa di Paolo Rossi ho pensato fosse importante preservare e raccontare alle nuove generazioni questa storia, una storia che parla sia di successi, di vittorie, di sogni, ma anche di umiltà, resilienza, passione. Quindi una storia che secondo me attraverso l'arte poteva essere amplificata e resa immortale. Quindi da qui è nato il progetto. Il progetto ovviamente trova la sua collocazione a Vicenza, proprio perché Vicenza è la patria amata, scelta da Paolo Rossi, quindi il legame è forte con la città, un amore ricambiato sia dai cittadini che poi da Paolo e da tutta la sua famiglia. Quindi questo è stato un elemento trainante e che ha portato insomma l'idea di fare un'opera di street art all'interno di questa città. Allora Federica, l'artista, non l'abbiamo detto, non l'abbiamo nominato, è Edoardo Cobra. Adesso chiedo anche insomma alla regia di mandare in onda un video, voi avete realizzato anche un video perché Cobra è entrato nella città in qualche modo anche per imparare a conoscerla, ad affezionarsi, no? Questo connubio grandissimo che lega la città di Vicenza con il mondo dello sport. Intanto vediamo le immagini del video. Come mai Cobra? Allora, Cobra in primis è un artista di fama internazionale, desiderio mio personale era di poter collaborare con lui. Ovviamente l'elemento Brasile è stato un richiamo importante. Paolo Rossi ha raggiunto l'apice della sua carriera in quel momento ai mondiali durante la partita col Brasile, che ha segnato il Brasile, è stata nominata la sconfitta del Sarrià, che è stata più di una sconfitta sportiva. Quindi Cobra secondo me rappresentava l'avversario che sconfitto va oltre la distinzione di maglia, di bandiera e viene ad onorare un calciatore, uno sportivo, un uomo che all'inizio ha odiato ma poi nel tempo ha imparato ad amare e rispettare. Quindi Cobra rappresenta sia l'arte riconosciuta perché ha una fama mondiale. Eccolo, qui lo stiamo vedendo con la maglia dell'Ane Rossi. Esatto. Okay. E tra l'altro questa cosa è ancora più interessante, no? Perché di fatto lancia un altro messaggio del mondo dello sport che è inclusione, che è capacità di accettare le sconfitte. Assolutamente sì, questo si lega poi anche col principio della street art, l'arte pubblica, l'arte che deve parlare a tutti, raccontare delle storie positive. Infatti Cobra è anche un artista che comunque lavora solo partendo dalla storia di personaggi storici, spesso del passato ma anche attuali, che hanno segnato la storia con un loro apporto positivo. Quindi ci sono tanti begli elementi che parlano anche di un progetto inclusivo che vuole dare qualcosa è un po' quello al territorio. Di cui si occupa Wallaby, ma tra poco Federica glielo chiederemo. Raffaella, la parte tecnica, perché poi insomma al di là della bellezza noi dobbiamo passare ai fatti e so che voi vi siete occupati di tutta una serie di operazioni per rendere possibile questa che è diciamo una grande opera artistica ma anche una grande opera di rigenerazione urbana. C'è un bonus 110 da gestire e evidentemente quanti condomini da coordinare. Certo. Allora, Anna, le racconto rapidamente. Cobra e Paolo Rossi, ovviamente nella rappresentazione del graffito, entrano nella storia di Imprendo nell'ottobre del 2022, quando l'amministratore del condominio Everest ci contatta e ci propone questa
questo intervento di riqualificazione energetica e ci spiega che è prevista anche la realizzazione di questo murales enorme, immagina 60 metri di altezza per 1000 metri quadrati di superficie, quindi... Aspetta che chiedo alla regia di mandiamo in onda di nuovo le foto in modo che si possa, mentre lei Raffaella parla, far capire bene ai telespettatori di che cosa stiamo parlando, perché è veramente un edificio... Assolutamente, un intervento che anche per la nostra società, che comunque ha compiuto una settantina di interventi, 110% in tutta la regione, sicuramente era un impegno, una vera e propria sfida. Ma l'abbiamo raccolta proprio perché sotto c'era l'idea di questa passione, di questo sogno che ci veniva rappresentato e abbiamo cominciato a lavorarci su. Come giustamente ha detto Anna, fra la passione e la realtà ci passa tanta strada. Le sfide sono state innanzitutto finanziarie, questo è stato rappresentato anche dal sindaco, la difficoltà finanziaria di realizzare un intervento 110 che diventava necessario perché era necessario un ponteggio su questo edificio per poter realizzare il graffito, non sarebbe stato realizzabile diversamente. Ecco, qui vediamo esattamente l'ubicazione, eccolo qua, stiamo svelando un pezzettino, questo è solo un pezzettino giusto per dare l'idea di che cosa stiamo parlando. Questa tra l'altro è un'immagine che si vedrà davvero a grandi distanze, no? Cioè, questo è veramente un regalo alla città, prego. Assolutamente. Guarda, sono 3 milioni di intervento, giusto per dare dei numeri agli spettatori, oltre alla sponsorizzazione del graffito, perché anche su quello la cultura del graffito, noi ce ne siamo resi conto, non è ancora così diffusa nella nostra regione. Mi ha fatto molto piacere sentire il sindaco che parlava di altri interventi di questa natura. Siamo stati un po' dei pionieri, diciamolo, quindi le difficoltà, si sa, all'inizio sono sempre più importanti. Come avete fatto, adesso proprio proviamo a svelare qualche retroscena, vedendo anche le dimensioni, come è stato possibile far realizzare a Cobra ad altezze di quel tipo il disegno, Federica? Cioè come avete fatto? Poi magari con Raffaella ci racconterà anche a livello tecnico, perché come avete fatto? Cobra fortunatamente insomma non soffre di vertigini. Non soffre di vertigini, è abituato a lavorare su edifici molto importanti in tutto il mondo, quindi su questo insomma siamo andati un po' sul sicuro. Ovviamente era necessario una troupe, quindi un team di lavoro, sia il suo personale perché è arrivato a Vicenza con altri 5 collaboratori, quindi hanno lavorato a 6 mani proprio per riuscire a realizzare l'opera anche nei tempi giusti. Il ponteggio, l'assistenza dell'impresa che sta facendo i lavori sull'Everest, quindi anche l'impresa Bezzegato, l'assistenza di Imprendo, insomma diventa un lavoro di squadra. Se la squadra non c'è, certi progetti non si riescono a realizzare, quindi tutti insieme. A proposito di squadra, io so che lunedì ci saranno diversi ospiti a questa inaugurazione, nonostante il sindaco Possamai abbia chiarito che si tratta di un intervento privato, arriveranno a salutare questa opera in tanti, se non sbaglio, anche alcuni ex compagni di Paolo Rossi, insomma stiamo parlando dei mondiali dell'82, perché anche la scelta di coinvolgere davvero così tanto la città, le persone e anche le persone a lui care, se non sbaglio dovrebbe esserci anche la vedova di Paolo Rossi. Assolutamente. La scelta è quella di creare un evento dello svelamento del graffito. Perché? Perché il graffito deve servire proprio a questo, deve creare quel momento di incontro delle persone, quel momento di attrazione, è una vera e propria opera d'arte, perché diciamolo, è come se noi avessimo agganciato alla parete di Everest un'opera d'arte degna di essere visitata. Portare tante persone in questo ambiente vuol dire riqualificare, rigenerare anche l'aspetto urbano di un quartiere che mi spiace che il sindaco si sia dovuto scollegare, ma noi contiamo che veramente l'amministrazione possa concludere questo processo sul quale il graffito ha dato un là, ha dato un inizio, creando indotto. Noi ci auguriamo anche che possa essere visitato da turisti. Sappiamo che dove ci sono stati graffiti anche importanti l'effetto turistico c'è e continua ad esserci. Quindi quello che ci auguriamo è che questo sia un momento di avvio per una riqualificazione di un quartiere che poi è
vicinissimo al centro storico e che merita tutta quella che è una riqualificazione sia degli spazi verdi sia della viabilità che oggi mancano fortemente al quartiere. Senta, com'è stato possibile convincere tutte queste famiglie, tutti questi condomini? Insomma, perché qui bisogna anche mettere d'accordo le persone, voi siete intervenuti anche su questo, a livello personale? Assolutamente. Beh, il primo ringraziamento naturalmente va dato all'amministratore che ha creduto per primo in questo grande progetto, questo è stato fondamentale. I condomini poi ci hanno sicuramente messo del loro perché per ben 2 volte hanno deliberato a favore di un graffito, 2 volte perché poi il bozzetto è cambiato leggermente fra la prima volta e poi la seconda definitiva. Naturalmente non hanno avuto accollo spese per questo graffito, noi ci siamo occupati di trovare gli sponsor, è stato uno sforzo, però ne è sicuramente valsa la pena. E poi, ripeto, saranno dei pionieri, noi ci auguriamo che ce lo vengano a chiedere i condomini una volta che avremo svelato l'opera di Cobra, di poter realizzare qualcosa di grandioso anche sulle loro case. L'arte rende grandiosi gli spazi, rende grandiosi i paesaggi, l'arte è inclusiva. Voi di Wallaby avete fatto un po' questo il vostro valore fondante, no? Sì. Federica? Perché Sì, l'arte sì. è inclusiva? L'arte, soprattutto in questo caso l'arte urbana di cui noi ci occupiamo, è inclusiva proprio perché è arte che appartiene alla città, all'ambiente, alle persone che la vivono. È arte pubblica, quindi nel momento in cui si mette mano a un concept, a un progetto di questa natura, la prima cosa che si fa è guardarsi intorno, capire il territorio, conoscere le persone, sentire la loro emozione e quello che l'opera può trasmettere loro. Quindi parte proprio da lì l'opera pubblica. Secondo lei siamo un po' indietro magari rispetto ad altri paesi europei? Andiamo in Germania, ne vediamo diversi, no? Di facciate, di occasioni anche di rigenerazione urbana, immaginiamo quanti capannoni che vengono riconvertiti, Spagna, Germania. Secondo lei siamo ancora un po' indietro da questo punto di vista? Dobbiamo rincorrere qualcuno o invece c'è consapevolezza oggi in Italia? Allora, nell'ambiente, nel settore, gli addetti ai lavori siamo allineati. Non vedo così tanta discrepanza. Il pubblico, le amministrazioni pubbliche si stanno adeguando molto velocemente, molti bandi delle regioni, dei comuni si rivolgono a questo tipo di arte proprio perché si è connotata in questo momento come opera che va a riqualificare un quartiere, un territorio, un edificio. Il pubblico, il cittadino ancora magari sente un pregiudizio nei confronti della street art, credo che sia una questione anche generazionale, però da questo possiamo immaginare che sia l'inizio, no? Visto che si tratta davvero di un'opera, non so se riusciamo a recuperare nuovamente quel frame che riusciamo a svelare del murale, perché ricordiamo che in realtà verrà svelato integralmente lunedì sera alle 18:30 Raffaella, giusto? Quindi con le istituzioni, con diversi ospiti e aperti alla città. Come imprendo state già immaginando altri lavori di questo tipo o di cosa vi state occupando? Allora, per quanto riguarda la, diciamo così, riqualificazione in genere degli edifici, abbiamo notato che dopo l'intervento di Everest ci sono più condomini che ci stanno contattando proprio della stessa zona. È quasi un'onda virtuosa che partendo da quel condominio diciamo così, allarga il desiderio anche agli altri proprietari di migliorare la propria abitazione, perché di fatto questo riqualifica in genere anche il quartiere. È stata una buona cosa il bonus 110? Una domanda che mi viene da farle così, visto che abbiamo un'esperta, ne abbiamo parlato tanto anche noi come giornalisti. Possiamo dire che sia stata una buona cosa per il territorio, per l'Italia? Io penso che lo lascerò dire a chi sarà presente lunedì sera. Le immagini parlano chiaro. È evidente che il bonus, come tutte le cose, va fatto nel modo corretto. Per noi, per come l'abbiamo visto e vissuto, è stato un grande incentivo pubblico a una riqualificazione energetica che diversamente non si sarebbe mai potuta fare nel nostro paese. Quindi questo sicuramente è un bel esempio di 110. Che effetto le fa vedere, Federica, le immagini che stiamo mandando in onda che di fatto coronano un sogno che lei ha coltivato per anni, perché qui stiamo parlando di un lavoro di anni. Sì, il progetto è nato nel 2021, tra il 2020 appena è scomparso Paolo Rossi,
E sì, sono stati 4 anni durante i quali non sempre ho visto la possibilità di riuscire in questo intento, perché è stato un progetto veramente sfidante, tante le difficoltà, a partire dagli architetti, a partire dai condomini, trovare il sostegno economico, come diceva Raffaella, non è stato per nulla semplice, perché Cobra è un artista importante, quindi ha un cachet, una richiesta di fee notevole, quindi sono state tante le difficoltà da superare, però il sogno si realizza, sono entusiasta, sono molto contenta e vediamo il 23 perché la scopriremo insieme. Esatto, a vedremo come andrà il 23. Senta, lei ha percepito, anche relazionandosi un po' con tutti gli interlocutori, questo grande affetto per Paolo Rossi. Si è data un po' una ragione del perché Paolo Rossi? Adesso abbiamo dato ieri la notizia della morte di Totò Schillaci, quindi sono i grandi campioni che in qualche modo ci raccontano di un calcio forse diverso, un calcio un po' di pancia. Lei ha avuto questa impressione che Paolo Rossi, perché Paolo Rossi è rimasto così nel cuore? Per me Paolo Rossi è rimasto nel cuore non solo a Vicenza ma in tutta Italia, perché lui ha rappresentato un sogno e il successo dell'italiano che viene dalla semplicità a una storia molto normale. In quel momento l'Italia, quando ha vinto i mondiali, attraversava un periodo storico, culturale e sociale molto difficile, quindi erano gli anni di piombo, terrorismo, e lì quando Paolo ha aiutato la nazionale a vincere questo mondiale, tutti gli italiani si sono sentiti molto fieri di essere parte di questo momento. Quindi secondo me è rimasto nel cuore proprio perché lui in quel momento ha aiutato un popolo a sentirsi di nuovo fiero. Quindi il calcio che in qualche modo viene rappresentato dalle persone che riescono ad arrivare ma che di fatto nascono come persone comuni, come un volano per riuscire ad aggregare una comunità e a farla sentire parte di qualcosa. Mi viene un po' in mente quello che è accaduto anche con il Covid, no? Che è stato un momento che ha stravolto un paese ma che per un certo periodo di tempo ci ha aiutato a sentirci uniti, a sentirci parte di qualcosa. Il vostro progetto è partito dopo il Covid, quindi insomma non avete avuto nemmeno voi delle difficoltà insomma nella gestione e nella realizzazione. Ci sono tante aspettative, ha sentito prima il sindaco Possamai, c'è l'obiettivo, c'è questa onda lunga che il murale di Paolo Rossi possa essere il primo punto, la prima bandierina puntata in un grande progetto di rigenerazione urbana. Ne abbiamo bisogno, Raffaella? Assolutamente sì. La rigenerazione urbana è fondamentale nel quartiere in cui è stato realizzato questo graffito. Abbiamo una viabilità da sistemare, abbiamo le zone verdi che sono naturalmente da gestire, da rendere più a portata di famiglia, a portata di cittadino, quindi sicuramente questo ci auguriamo fortemente che sia un inizio e siamo certi che tutte queste difficoltà che abbiamo trovato poi lungo la strada andranno naturalmente a appianarsi per i prossimi progetti. Quanto intralcia la burocrazia quando si hanno delle idee? Vedo Federica che sorride, insomma, quando si hanno delle belle idee. Allora, io devo essere sincera, in questo grande progetto la burocrazia in realtà ci è venuta incontro. Immaginate, non l'abbiamo detto fino adesso, ma Vicenza è città patrimonio dell'UNESCO, Vicenza è la città del Palladio e stiamo realizzando un murales che ha un'importanza, una dimensione veramente, veramente molto importante. La burocrazia perché ci è venuta incontro? Perché con il Comune abbiamo avuto, in particolare con l'Ufficio UNESCO, un rapporto veramente molto stretto, con tempi veramente rapidi, con il quale è stata fatta un'analisi molto precisa dei coni visuali. Abbiamo verificato che quella parete, la parete sud del condominio, era quella più adatta alla realizzazione del murales, perché più discreta dal centro storico. Infatti mi dispiace per i cittadini del centro storico, ma non potranno vedere da casa loro il murales. Dovranno recarsi sotto il condominio, quindi non solo abbiamo garantito il rispetto di quello che è il patrimonio della città di Vicenza, ma abbiamo anche incentivato le persone a spostarsi sotto il condominio per vederlo, quindi
a di fatto aumentare i flussi delle persone in quell'aspetto che è determinante per rigenerare un quartiere. Quindi anche il tema UNESCO, no? Il tema delle sovrintendenze, che anche qui insomma potrebbe essere un altro capitolo dei nostri approfondimenti. A noi non resta che dare l'appuntamento, Federica, lo faccio dire a lei, magari per invitare la cittadinanza lunedì alle ore? Alle ore 18:30 di fronte alla facciata sud del Palazzo Everest, insieme a noi tantissimi ospiti, tutti i partner, tutti gli sponsor che ringrazio fin da ora, perché senza di loro non saremo qui a raccontarci questa bella storia, quindi vi aspettiamo tutti quanti. Paolo Rossi campeggerà alla Torre Everest della città di Vicenza, uno spettacolo voce all'arte e alla bellezza. Grazie Federica Sansoni Wallaby per essere stata con noi. Raffaella Grassi, prendo, grazie anche a lei. A voi telespettatori, noi abbiamo terminato. Io vi ricordo che l'informazione torna su Antenna 3 a partire dalle 18:30, gli altri telegiornali a seguire. Prima edizione termina qui, grazie per averci seguito, arrivederci.